Diego Bernardis, ho 45 anni, sono attualmente sindaco del comune di Dolegna del Coglio. Mi candido perché penso di aver maturato un'esperienza amministrativa sufficientemente ampia per avere un bagaglio di conoscenza sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista dell'esperienza con la gente e con il territorio. Sono infatti stato vice sindaco per 2 mandati del comune di Dolegna del Coglio, questo è il secondo mandato da sindaco che andrei a concludere, e ho fatto anche un'esperienza come consigliere provinciale nelle file della Lega Nord come consigliere di opposizione. Credo di portare un contributo fattivo a quelle che sono le istanze e i problemi e il sentire della gente di questo territorio, soprattutto della parte del Coglio, e mi candido appunto perché vorrei contribuire ad accrescere e a migliorare la situazione sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista di quella che è la promozione e la valorizzazione turistica di questo splendido territorio, e sia perché sento questo tipo di missione come un preciso dovere morale, come un preciso dovere dal punto di vista del senso civico e di quella che è un mio impegno per il territorio e per la mia gente. I punti principali del programma della Lega sono innanzitutto rivedere quella che è stata una riforma dal punto di vista regionale, la legge regionale 26-2014 e tutto quello che ne è conseguito inerente agli enti locali, che è stata calata, imposta dall'alto e che ha visto veramente massacrare quello che è il sistema organizzativo degli enti locali, tanto più pur paventando dei miglioramenti sia in termini di costi e sia in termini di efficientamento dei servizi, dicevo, pur paventando questo, non trovando concretezza in realtà nell'attuazione, ma disorganizzando il sistema, creando dei disservizi e soprattutto mettendo in crisi tutto l'apparato istituzionale dei comuni, soprattutto i comuni medio e piccoli. Questo innanzitutto, quindi innanzitutto bisognerà elevare l'obbligatorietà per i comuni per aderire alle famigerate, alle famose UTI, Unioni Territoriali del Territorio appunto, e intercomunali. Si dovrà eliminare le penalità per i comuni che non vogliono aderire o non vogliono volontariamente aderire a questo tipo di sistema, e conseguentemente bisognerà parlare con gli amministratori, con chi sta sul campo, per rivedere, di ottimizzare e di riorganizzare il sistema. Questo come punto cardine. Secondo punto cardine del programma, sicuramente rivedere quello che è la situazione della politica migratoria inerente al fatto che che è stato fatto dal punto di vista del governo regionale uscente una politica di accoglienza diffusa. Sicuramente per integrare e per dare una mano a chi ha i requisiti di rimanere sul territorio, l'accoglienza diffusa non è il sistema più valido. Bisogna rivedere naturalmente quelli che sono le leggi e le normative che regolano e disciplinano l'accertamento dei requisiti per chi ovviamente proviene nel nostro territorio dai paesi ovviamente soprattutto dell'Africa o da altre, diciamo, realtà extracomunitarie, e a livello anche nazionale attuare una politica di rimpatrio per chi non ha questo tipo di requisiti e attuarla in termini brevi. Un altro punto del programma è sicuramente l'attenzione su quello che è l'emergenza occupazionale, soprattutto in un territorio come il nostro, il territorio dell'Isontino, e verificare quali possono essere le condizioni migliori per incentivare naturalmente le imprese ad assumere, per dare degli sgravi fiscali e per migliorare tutta questa situazione che si è venuta a creare e che sicuramente non giova. Su questo punto posso aggiungere che di mio porterò sicuramente quello che è stato un progetto
condiviso con altre realtà amministrative del territorio, che è un progetto di valorizzazione turistica, che è il progetto di candidatura a patrimonio mondiale di tutto questo territorio del Coglio e della Börda a livello transfrontaliero, che, se attuato e se verrà portato in porto così come noi auspichiamo, porterà sicuramente un aumento dal punto di vista turistico, ma con tutto l'indotto anche un aumento dal punto di vista occupazionale. Ecco, questi sono i punti cardine. E come rappresentante della Lega Nord sono decisamente d'accordo sul fatto di rivedere tutta la riforma e la riorganizzazione anche dal punto di vista sanitario. Non sono andati a buon fine quelli che sono stati definiti i centri, i cosiddetti CUP, che dovevano essere dislocati sul territorio per dare maggiore incisività e una prestazione dal punto di vista sanitario più vicina a quello che era il bisogno, il sentire della gente. Dal punto di vista dell'efficacia e della qualità dei servizi proprio non ci siamo. Anche in questo caso la riforma è stata purtroppo calata da quello che era il governo regionale attraverso naturalmente l'assessorato di riferimento, senza interpellare sia gli operatori sanitari e sia i medici che se sentiti e se ascoltati avrebbero tante cose da ridire. Sarà sicuramente un lavoro lungo anche in questo settore e non è direttamente la mia competenza. Ci sono alcune persone all'interno del movimento che seguono questa materia e che potrebbero sicuramente dire la loro per migliorare e per ottimizzare naturalmente tutto il sistema, e tutto questo a beneficio dei cittadini soprattutto. Allora, ho scelto questa location perché io sono un amministratore e una persona che vive e opera sul territorio, che ama il posto in cui vive e lavora, e il posto che mi rappresenta maggiormente è il Coglio in cui ci troviamo. Ci troviamo precisamente in una frazione del mio comune, nella frazione di Lonzano, e presso una chiesa settecentesca che ha visto i natali del poeta friulano Pietro Zorutti. Per me è importante l'identità e la tradizione, la storia, la cultura delle nostre terre, del territorio, e sarà uno dei punti fondamentali su cui io mi soffermerò e sul quale io insisterò proprio per portare avanti la comunità e per portare avanti questa magnifica gente che opera e lavora e che qui paga le tasse e che qui deve avere naturalmente servizi e offerte concrete e non vane promesse o riforme, diciamo, illusorie.